Siamo con il comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Agrigento per capire qual è anche il loro modo di incontrare la gente, se è sanzionatorio e quali consigli dare a chi non rispetta le regole. Faremo i controlli che abbiamo già effettuato a Villa Sete e a Monserrato, faremo dei controlli in sinergia con le sedi, andremo a verificare l'appartenenza di chi butta i sacchetti e poi abbiamo intensificato i controlli con delle pattuglie. Ci saranno delle pattuglie, 4-5 pattuglie al giorno, H24, quindi vanno dalle ore 0 alle ore 24 per quanto riguarda il territorio soprattutto di Villaggio Mosè e di San Leone. Faremo anche dei controlli notturni, quindi con le auto civetta saranno effettuati degli appostamenti mirati a colpire i trasgressori. Quali sono le sanzioni? Allora, le sanzioni da applicare sono duplici, sono due sanzioni, una che riguarda la violazione degli articoli 255 e 256 del Codice dell'Ambiente, che riguarda sanzioni di 600 euro per i privati, invece se i trasgressori fossero dei rappresentanti di imprese, in questo caso vi sarebbe anche l'illecito penale. E poi vi è anche l'articolo 15 del Codice della strada, che riguarda l'insudiciamento della sede stradale, che è di 50 euro, quindi sarà una sanzione di 650 euro. Le due norme sono applicabili in quanto vanno a tutelare dei beni giuridici diversi, il Codice dell'Ambiente, l'ambiente, il Codice della strada, la sicurezza della strada, e quindi il trasgressore sarebbe multato con una sanzione per quanto riguarda la violazione del Codice della strada di 50 euro e una sanzione per quanto riguarda la violazione amministrativa di 600 euro. Ci sono delle zone un po' al confine, zone diciamo di nessuno definite, dove la gente magari di altri comuni lascia l'immondezza, mi riferisco per esempio a Contrada Borsellino, mi riferisco a Contrada Caos o la zona del Villaggio Mosè che porta a Licata. Ecco, in queste zone avete previsto qualcosa di particolare? Sì, in queste zone abbiamo previsto dei controlli a campione, sempre in sinergia con le sede, perché sono gli unici abilitati ad aprire sacchetti e attraverso corrispondenza, bollette, ricette mediche cercheremo di andare a risalire ai trasgressori.